Spray urticante nei bagni di una scuola media a Padova, caos e malori, una decina di ragazzi in una bidella, al pronto soccorso, il responsabile è un undicenne. Inchiesta migranti, depositate le numerose intercettazioni telefoniche dell'allora prefetto Domenico Cuttaia che avvisava la cooperativa dell'arrivo delle ispezioni al centro migranti di Cona. Il PD alle elezioni europee, qualche giorno fa il polemico passo indietro, ora il colpo di scena e Achille Variati torna di nuovo in corsa e si candida a nord-est, ho accolto dice l'invito di Luca Zingaretti. In Italia l'83% degli intervistati è favorevole alla candidatura di Cortina Milano 2026, in crescita i dati delle nuove indagini del CIO illustrate dal capo della commissione in sopralluogo in questi giorni. Dramma all'Alba a Verona, 23enne cade dal balcone al quarto piano di una palazzina, la giovane è gravissima, indagini sull'incidente. Caso tubercolosi, stamane a Motta di Livenza l'incontro tra i genitori della scuola e il super esperto dell'Istituto Superiore di Sanità chiamato dall'ULS 2. L'ovovia di Venezia può essere rimossa, c'è il via libera anche dalla Corte dei Conti per lo smantellamento della contestatissima opera dai 1000 problemi. Un cantiere pubblico da 50 milioni di euro, svelato il progetto per la trasformazione della ex caserma Piave in centro a Padova in un campus universitario. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali e dunque la cronaca in primo piano delle ore di panico vissute in una scuola media di Padova perché un ragazzino aveva spruzzato dello spray urticante nei bagni della scuola. Non è il primo caso purtroppo, una decina di compagni di scuola e anche una bedella sono finiti al pronto soccorso. Che tecnicamente parlando si tratti di una ragazzata non ci piove, che nella tarda mattinata di ieri uno studente delle medie abbia spruzzato spray urticante nei bagni della scuola è una conseguenza e che il peperoncino abbia generato un parapiglia formidabile è un dato di fatto. Tutto accaduto alla media Pascoli di via Galileo Galilei in una zona centrale di Padova che più centrale non si può. Dalla bravata allo stato di agitazione di un plesso scolastico con tosse, pianti, esagerazioni e comprensibili allarmi il passo è stato breve, solo che se lo stupido atto vandalico colpisce persone con problemi respiratori o facili al panico, ecco che si rischia grosso. Quindi ambulanze, ragazzi e personale in ospedale per controlli, genitori agitati e tutto il corollario di conseguenze, arrivo della polizia e sanzioni disciplinari pesanti, perché dalla bravata alla tragedia il confine è spesso molto sottile. Ed ora l'inchiesta migranti della Procura di Venezia che vede coinvolti, come sapete, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, anche due ex prefetti di Venezia. Per uno di questi, l'ex prefetto Domenico Cuttaia, parlano anche delle intercettazioni telefoniche nell'inchiesta. Sentite. Buongiorno, senta, io domani mi farei una passeggiata a Cona. Così l'allora prefetto Domenico Cuttaia avvertiva i vertici della cooperativa Edeco e Cofficina dell'imminente ispezione. Sono numerose le telefonate intercettate nel corso dell'inchiesta coordinata dalle procure di Padova e Venezia e depositate nei giorni scorsi dopo la chiusura delle indagini. Secondo la Guardia di Finanza era praticamente normale che ai responsabili di Cona fosse anticipato l'arrivo di controlli da parte delle prefetture e delle ULS, ma anche la visita di politici e delle istituzioni. In questo modo i vertici della cooperativa potevano organizzarsi e far arrivare al centro più personale, cercando di nascondere di fatto la carenza di operatori nel centro, contestata dalle Fiamme Gialle. A Cuttaia viene contestato di aver avvertito almeno in 4 occasioni tra il 2015 e il 2016 il centro. Più tardi viene il viceprefetto perché stiamo avviando una serie di verifiche su tutti i centri di accoglienza. Questa è un'altra chiamata alla vicepresidente di Edeco. Cuttaia, interrogato, ha sempre respinto ogni accusa negando di aver mai avvisato nessuno. Ai magistrati ha spiegato che si trattava di una drammatica emergenza e che il suo timore era che chiudessero il centro e non avrebbe saputo dove sistemare i migranti. Ricordiamo che chiuse le indagini sono 12 in totale gli indagati. La politica adesso, le elezioni europee, qualche giorno fa aveva fatto discutere il polemico post su Facebook nel quale Achille Variati diceva faccio un passo indietro, polemico nei confronti della direzione regionale del Partito Democratico per non aver fatto una scelta netta sulle candidature. Ebbene, dopo qualche giorno, dopo le pressioni anche dei vertici del PD regionale, ma soprattutto dopo le parole del segretario del PD nazionale Nicola Zingaretti delle ultime ore che aveva chiesto a Variati di ripensarci, Variati ci ha ripensato. Allora
ha annunciato con una nota di qualche ora fa: corro per difendere un'idea di Europa, di Veneto e di politica, dunque annuncia la candidatura alle elezioni europee. Ho ascoltato, dice, l'invito del segretario nazionale Nicola Zingaretti, così come quelli di altri autorevoli personalità del mio partito, tra cui Carlo Calenda e Matteo Riccio, e tanti appelli giunti dal territorio veneto e vicentino, e ho deciso, dice, di accettare la proposta di candidatura per le prossime elezioni europee. Sarà, lo so bene, una sfida molto difficile, forse la più difficile della mia vita, ma l'affronto, dice, non da solo, e per difendere un'idea di Europa, di Veneto e anche di politica, una politica basata su impegno, serietà e responsabilità. Dunque il ripensamento dopo il gran rifiuto di Variati, che torna dunque in corsa per le europee con il Partito Democratico. Intanto a Milano in queste ore si sta concludendo, diciamo, la settimana di sopralluogo comitati del CIO, del Comitato Olimpico Internazionale, che questa settimana, insomma, ha valutato, ha visitato le zone della candidatura di Cortina Milano 2026 per i giochi invernali. Come sapete è iniziato il viaggio, il tour dalle nostre parti, nel nord-est, a partire da Venezia, poi Cortina, poi il Trentino, e in questi giorni in Lombardia e quindi a Milano. Ebbene, oggi il Presidente della Commissione di valutazione, Octavian Morario, ha presentato una indagine sul favore da parte della cittadinanza italiana alla candidatura alle Olimpiadi dei Giochi Invernali 2026. Ebbene, in Italia l'83%, secondo questa indagine del CIO, è favorevole a ospitare i Giochi Invernali a Cortina Milano nel 2026, quindi un ulteriore passo in più rispetto ai sondaggi di ottobre, che erano intorno al 79%, quindi un altro passo importante anche nella decisione di Losanna del 24 giugno. Tenete presente che nei sondaggi condotti in Svezia sull'altra candidatura in corso, cioè Stoccolma, i favorevoli sono per ora al 53%, quindi rispetto alla Svezia c'è un maggiore favore da parte della cittadinanza. Ieri intanto c'è stato un altro importante passo, ovvero il governo, il sigillo del governo, il governo che ha consegnato ufficialmente ai membri del CIO la lettera di garanzie finanziarie a sostegno della candidatura. Al termine di questa giornata milanese la soddisfazione del governatore Luca Zaia. Sentiamo brevissimamente le sue parole. Direi che ormai ci siamo, la locomotiva è partita, non si ferma più, e direi che c'è il governo, ci sono le regioni, i comuni e ci sono le comunità che sono convinte di avere i giochi. Poi non dimentichiamolo, l'endorsement e il sostegno di Sergio Mattarella, il nostro Presidente della Repubblica, che non ha fatto mistero di sostenere i giochi. Ha visto il dossier, visti i siti, direi che se fossi nel CIO avrei difficoltà a dire di no. Queste le parole di Zaia ieri, dove l'avete visto insieme ad Attilio Fontana, il suo collega governatore della Lombardia. Adesso torniamo alla cronaca. La cronaca ci parla di un giallo su una ragazza di 23 anni precipitata all'alba dal quarto piano di un palazzo a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia, in via Marcantonio della Torre. Erano circa le 5:30. La giovane è stata soccorsa all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso, ancora sconosciuta la dinamica dei fatti, sul posto la polizia. Invece a Monselice un infortunio sul lavoro, un uomo di 76 anni che cade mentre stava lavorando a una finestra. Lo hanno portato all'ospedale di Padova in codice rosso e si trova tuttora in prognosi riservata il 76enne che è caduto mentre stava sostituendo un infisso a Monselice. L'incidente, che di fatto è un infortunio sul lavoro, anche se l'età avanzata della vittima può stupire, è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Non si conosce al momento la dinamica dell'incidente, ma il suo è intervenuto per una grave emorragia cerebrale in seguito ad un colpo ricevuto nella caduta, facendo intervenire anche l'elisoccorso per la gravità dello stato di salute dell'anziano. Sul posto per gli accertamenti, oltre ai carabinieri, gli ispettori dello Spisal. Adesso torniamo nella Marca Trevigiana, andiamo a Motta di Livenza, dove questa mattina c'è stato l'incontro dei genitori della scuola elementare, ma anche delle medie, alla Palasport di Motta di Livenza, con i vertici dell'ULSS 2 e anche il super esperto dell'Istituto Superiore di Sanità, chiamato proprio dall'ULSS per spiegare ai genitori la situazione della vicenda tubercolosi. Ha seguito per noi questo incontro alla Palasport di Motta di Livenza la nostra Francesca Bozzola. Francesca, com'è andata? Sì, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. 400 persone hanno preso parte questa mattina all'incontro organizzato
dall'ULSS 2 al Palasport di Motta di Livenza per fare il punto sul focolaio di tubercolosi. Si è ripercorso quanto accaduto dal primo caso, 10 lo ricordiamo quelli accertati. Presente l'equipe medica al completo dell'ULSS 2 e il professor Giovanni Resta, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha spiegato come ci sia davanti ad un caso molto particolare di TBC per l'alta infettività della maestra, identificata come caso indice. Il dottor Sandro Cinquetti, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 2, ha invece spiegato quello che è il percorso che si farà nelle prossime settimane, cioè il 20 maggio verranno sottoposti al test Mantù tutti quelli che erano risultati negativi nella prima fase, mentre si sta valutando se la settimana prossima, tra martedì e venerdì indicativamente, si potranno sottoporre al test anche i ragazzi attualmente in seconda media. Dopo la prima parte appunto con gli interventi dei sanitari, spazio alle domande dei genitori che hanno chiesto come sia stato possibile un contagio così diffuso e se ci sia la possibilità in futuro di evitare situazioni simili. Alla fine il professor Arrezza ha spiegato come il caso di Motta di Livenza verrà preso per le sue caratteristiche e per come è stato affrontato come esempio a livello nazionale ed internazionale, mentre il dottor Cinquetti ha sottolineato che una volta conclusa questa fase acuta, quando cioè il problema sarà definitivamente risolto, si potrà ragionare per eventuali provvedimenti da assumere a carattere regionale, ma anche magari a carattere nazionale. Al momento da Motta di Livenza, se non ci sono domande, è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Motta di Livenza. Francesca Bozza, scusate, restiamo da Motta di Livenza, restiamo nella Marca trevigiana, ma ci spostiamo nel capoluogo per parlare di una polemica che riguarda la cerimonia di domani è il 7 aprile, è il 75esimo anniversario del tragico bombardamento su Treviso, ma alla cerimonia in Piazza dei Signori gli animi potrebbero scaldarsi, vediamo perché. Domenica 7 aprile ricorrerà il 75esimo anniversario del bombardamento americano di Treviso. Casa Pound intende ricordare i 1600 morti di quello che fu un immotivato attacco alla popolazione civile, partecipando alla commemorazione ufficiale promossa dal Comune. Così il movimento di estrema destra, attraverso un post su Facebook, annuncia la presenza domani in Piazza dei Signori. Immediata la reazione del centro-sinistra in Consiglio Comunale, che dice un annuncio molto grave. Anche la coalizione civica con Gigi Calesso ritiene questo annuncio una vera provocazione. Il sindaco Mario Conte frena le polemiche ed avverte: non voglio manifestazioni politiche di alcun tipo in una giornata che tanto dolore ha provocato ai trevigiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Insomma, da una parte saranno schierati ampi sindacati e diverse associazioni, dall'altra Forza Nuova e Casa Pound. L'appuntamento per domani alle 12:15 in Piazza dei Signori, con la cerimonia di deposizione della corona di alloro alla latte dedicata alle vittime civili di guerra. Alle 12:40 concerto sempre in Piazza dei Signori con gli studenti delle Stefanini e Martini. Alle 13:05, ora del bombardamento, la campana della Torre Civica batterà i rintocchi solenni. Torniamo alla cronaca. La polizia locale di Musile di Piave e i carabinieri di Sandona di Piave hanno sgomberato alcuni appartamenti occupati abusivamente in un condominio. Le forze dell'ordine hanno operato a Musile in esecuzione dell'ordine del Tribunale di Venezia. Gli appartamenti coinvolti erano 4 su 8 totali. Gli agenti del comando di polizia locale e i militari dell'Arma, con la collaborazione dei servizi sociali intervenuti a tutela dei minori presenti, hanno portato a termine con successo l'operazione. Gli occupanti abusivi sono stati allontanati dal territorio del comune di Musile e gli 8 appartamenti risultano attualmente liberi. Il condominio interessato dallo sgombero era già da tempo oggetto delle attenzioni del comando di polizia locale, che aveva notato la situazione di estremo degrado in cui versava lo stabile, nonché il continuo via vai di persone straniere. La sicurezza adesso a Venezia per parlare dell'arrivo del taser anche nel capoluogo lagunare. Abbiamo portato in giunta di questi giorni appunto l'autorizzazione al corpo della polizia locale per l'avvio della fase sperimentale sull'utilizzo del taser. La porteremo in approvazione nel Consiglio Comunale, dopodiché prenderà immediatamente l'avvio, la fase della formazione
e pertanto a seguire quello che è una pattuglia in servizio per un periodo di 6 mesi. A Venezia dunque si parte con la sperimentazione del taser, l'arma a impulsi elettrici che sarà data in dotazione agli agenti della polizia locale. È un momento molto importante perché facciamo parte di un progetto che è nazionale, dove sono 10 le questure in questo momento a essere state coinvolte in questa progettualità, e noi come prima realtà nel Veneto della polizia locale a farne appunto questo utilizzo. Un utilizzo che reputiamo sia molto importante in vista di quello che oggi interessa tutto il nostro territorio in materia di sicurezza. Tema su cui l'amministrazione si sta impegnando per garantire maggiore tranquillità ai cittadini. Anche per questo arriveranno altre forze. È una linea che stiamo perseguendo dall'inizio del nostro mandato, una realtà nella quale crediamo veramente tanto, e su questo stiamo investendo in maniera importante, tanto che appunto anche il nostro sindaco ha annunciato pochi giorni fa l'intenzione di aumentare ulteriormente l'organico. Restiamo a Venezia, ma per parlare di una delle opere più contestate in capoluogo lagunare, ovvero la famosa o famigerata Ovovia, che potrebbe avviarsi verso lo smantellamento. Ce lo conferma il nostro Filippo Fois al telefono. Filippo. Sì, buongiorno da Venezia. Dunque l'Ovovia del ponte di Calatrava potrà essere rimossa, un'opera contestatissima non solo per i costi di realizzazione che sono stati ingenti, ma anche per il fatto che poi non ha mai funzionato. L'ultimo suo viaggio risale a circa 4 anni fa. Dalle batterie che non garantivano il funzionamento alle vibrazioni causate dallo spostamento da una sponda all'altra del canale, l'opera che doveva garantire il passaggio da una riva all'altra anche a chi non era in grado di affrontare i gradini del ponte della Costituzione ne hanno reso il servizio limitatissimo a veramente pochi giorni, perché non si poteva rimuovere. Su questo erano d'accordo un po' tutti. Non si potevano rimuovere per il fatto che la Corte dei Conti aveva già all'epoca della giunta Costa avanzato dei dubbi per danno da opera inutile e anche indebita lievitazione dei costi. Il sindaco Brugnaro, che si era detto più volte favorevole alla rimozione di quest'opera inutile, era poi giustamente preoccupato di una possibile contestazione di danno erariale. Ora invece la Corte dei Conti ha comunicato al Comune di Venezia il decreto di archiviazione del procedimento. Questo perché la responsabilità dell'opera è del progettista, su cui i giudici contabili non hanno competenza, e non dell'amministrazione comunale o del direttore ai lavori. Sempre la magistratura sarebbe pronta a offrire al Comune di Venezia la documentazione raccolta e le indagini che sono state svolte in questi anni per agire eventualmente in sede civile nei confronti dei responsabili. Vi ricordiamo che non solo l'Ovovia del ponte di Calatrava non ha praticamente mai funzionato, ma è costata all'incirca 2 milioni di euro sul meno di 1 milione che era stato originariamente previsto per i lavori. Con questo per ora da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois, adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo da Padova, dove è stato svelato il progetto per la trasformazione della ex caserma Piave in un campus universitario. Padova cambia, almeno in centro storico. Ecco come diventerà l'ex caserma Piave di Riviera Paleocapa, secondo il progetto vincitore redatto dallo studio STEAM di Padova in associazione con i colleghi del David Chipperfield di Milano. L'ex antico sito ecclesiastico, poi caserma e anche comando regione militare nord, cambierà di nuovo inquilini. Come già detto, sarà un campus universitario con un giro di circa 6.000 persone tra studenti e docenti. Svelato il progetto edilizio da 50 milioni di euro, vincitore del concorso indetto dal Bo. Quasi tutti gli edifici attuali saranno mantenuti perché in gran parte vincolati. Al centro una costruzione moderna che ricorda da subito nella forma l'isola Memmia di Prato della Valle. E poi tanto verde. Questo è un luogo vivo dove ci saranno migliaia di studenti, quindi c'è un pezzo di città che sono gli studenti e i professori,
ma tutta la città frequenterà questo campus, perché sarà un campus aperto, attraversabile, e quindi la città si riappropria di uno spazio identitario della città stessa. Entro 9 mesi il progetto definitivo, poi le gare di appalto. Il campus Piave Futura ospiterà le facoltà di scienze sociali ed economiche con 45 aule studio, 860 postazioni, un auditorium da 1200 posti, una biblioteca di circa 3000 metri quadrati, 285 tra studi, uffici e spazi di convivialità, magazzini, laboratori, ristorazione ed esercizi commerciali. È una parte che non veniva utilizzata dalla città, un buco nero, come ho detto prima, viene rivitalizzato il tutto e riconsegnato alla città. Ci sono altri buchi neri, una alla Plandina che è proprio casualmente vicino, un altro Castello di Carrasesi, un po' alla volta speriamo di sistemare tutto quanto. Ed ora il nostro piccolo Joe che continua a far parlare di sé. Un bacio che il nostro piccolo Joe manda a tutti voi telespettatori che in poco più di un mese avete reso possibile un sogno, il sogno di questo bimbo di 2 anni e mezzo e della sua famiglia di vederlo correre e giocare con i suoi amichetti e la sua inseparabile sorellina Miriam. Obiettivo raggiunto, perché anche grazie all'intervento della Regione Veneto si è arrivati a quei 400.000 euro necessari all'operazione in Florida. Ma l'affetto di tutti voi per il piccolo Joe si conferma immenso, contagioso, infinito. Alle nostre redazioni continuano ad arrivare senza sosta mail e telefonate da parte di persone che chiedono informazioni sul conto creato per questa raccolta fondi. Fondi la cui destinazione è stata da sempre certa, sicura. Trasparenza è stato sin da subito il nostro diktat, il nostro e quello di mamma Erika, la coraggiosa mamma Erika dalla forza incredibile. Ora il gruppo Media Nord-Est chiude la raccolta fondi per Giovanni, ma non termina il suo impegno per aiutare altri piccoli guerrieri come il nostro Joe. Ancora la solidarietà, una Hug Bike, la bicicletta degli abbracci per il CEOD di Codogné, siamo nella Marca Trevigiana, a donarla Ascotrade con l'associazione Oltre il Labirinto per i ragazzi autistici. 2 momenti emozionanti, il primo quando Ascotrade ha donato questa mattina la bicicletta degli abbracci al CEOD di Codogné. Un segno di civiltà e un orgoglio personale oltre che della società ovviamente. Siamo contenti che i comuni ci cerchino anche per questa iniziativa, siamo contenti di dare una mano a chi ne ha bisogno, sono convinto che questo è il ruolo delle società del territorio. Un gesto semplice come pedalare, ha spiegato Stefano Busolin, assume un significato profondo per chi vive una disabilità. Il nostro compito come azienda è sostenere il territorio. Dunque arrivata, è stata subito provata la nuova Hug Bike. Felici e soddisfatte le persone che potranno pedalare in sicurezza. Con la bicicletta loro purtroppo non ci possono andare, gli manca il senso del pericolo. Tandem normale, sedendo dietro, il passeggero ad ogni semaforo rischiava di scappare via, non era controllato, abbiamo detto l'unico modo che abbiamo è passare il passeggero davanti. Per farlo abbiamo dovuto allungare i manubri che avete visto alla bicicletta, il passeggero è seduto davanti, abbracciato dal guidatore che è dietro in assoluta sicurezza in un grande abbraccio, da lì il nome Hug, abbraccio, Hug Bike, la bici degli abbracci. Altro momento importante è stata l'inaugurazione dell'installazione artistica della pace e dei sentieri costellati di pensiero per la pace realizzati dai bambini della scuola primaria Collodi. Non solo, ma nel parco della Mutera è stato anche installato un gioco inclusivo adatto anche ai bambini con disabilità. È tutto per questa prima edizione, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Torna ad essere più stabile il tempo sulle nostre regioni dopo il passaggio perturbato che ha causato anche qualche disagio in alcune zone, ma vediamo il dettaglio di sabato 6 aprile. Sul Veneto sarà asciutto e per lo più soleggiato, con cielo parzialmente nuvoloso. Dal pomeriggio nubi in aumento ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 3 e 9 gradi, massime oscillanti invece tra 13 e 17 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Tanto sole su tutti i settori, anche in questo caso con cielo al massimo poco nuvoloso ma senza piogge. Temperature minime tra 5 e 10 gradi.
massime oscillanti invece tra 13 e 17 gradi circa. Diamo infine uno sguardo al Trentino Alto Adige. Sarà più soleggiato sui settori settentrionali, più nubi invece su quelli meridionali, con cielo a tratti anche coperto. Temperature minime sui 4 gradi, massime sui 15 gradi circa. Bene, dal meteo è tutto. Arrivederci.